Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, assente, giustificato. Zia Paolo, Canta Elisa, assente, giustificata. Di Vece Daniela, Trevisan Elisa, Presente. Bravin Rachele, Finotto Alberto Fabio, assente, giustificato. Guglielmini Pierino, Battistutta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Boaso Arianna, assente, giustificato. Boatto Giuseppe, assente, giustificato. Miollo Carlo, Basolino Antonio. Sono anche presenti gli assessori esterni Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Monerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori per questa seduta il capogruppo Marchesan, capogruppo Miollo e la consigliera Bravin. Iniziamo con il punto primo, che è relativo all'approvazione verbali della seduta precedente. Quindi, visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni da 61 a 65 del 26/10/2023, dato atto che il deposito è avvenuto nei termini e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti lo svolgimento dei lavori, visto il parere favorevole di regolarità e tecnica espresso e acquisito anche il parere favorevole di legittimità del segretario generale, si chiede di approvare i suddetti verbali. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Per quel che riguarda il punto 2, questo viene ritirato dall'ordine del giorno come già anticipato in sede di commissione. Quindi passiamo al punto 3. Approvazione del regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di quell'articolo 50 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 23. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io vi eviterei tutte le premesse, visto che l'argomento è stato oggetto di discussione in Commissione e sulle domande fatte il dirigente ha dato le varie delucidazioni, per cui passerei direttamente alla proposta di delibera. Visto che per le evidenziate finalità è stato predisposto lo schema di un regolamento composto da numero 8 articoli, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 28/11/2023, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento comunale del Consiglio Comunale, riconosciuta la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative statutarie e regolamentari, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, chiede a questo Consiglio di deliberare in merito: punto 1. Di approvare lo schema di regolamento per l'applicazione del principio di rotazione delle procedure di cui l'articolo 50 del decreto legislativo numero 36/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale allegato A. 2. Di disporre ai preposti servizi uffici di attenersi alla normativa, alla nuova regolamentazione in modo coerente con relative indicazioni procedimentali. Grazie, prego. Se ci sono interventi su questo punto, altrimenti possiamo procedere alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, buonasera a tutti, anche noi parere favorevole, anzi anch'io. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 4. Affidamento in house a favore dell'azienda speciale Don Moschetta
Per quel che riguarda il servizio di gestione parcheggi a pagamento, custoditi e riservati, Municipio, Tropici e Baffile, servizio gestione verde pubblico, nei vari quartieri di Sansonessa, località Duna Verde, Cacotoni, Cacorniani, San Gaetano, Ottava Presa, Marango e nella frazione di San Giorgio di Livenza e servizio di gestione del mercato ittico. Ricognizione e modifica delle precedenti deliberazioni al numero 93 2022 53 2023 con riferimento al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, e anche in questo caso vi evito tutte le premesse perché anche questo è stato argomento di discussione in Commissione del 28. Quindi si chiede la ridefinizione a tutela degli interessi dell'ente, il corrispettivo spettante all'azienda speciale Domoschetta per il servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali per il 2023 e precisamente al punto 1. Per le aree a pagamento zona blu riconosce l'azienda, oltre all'aggio del 20% sugli incassi effettivamente riscossi, un corrispettivo incrementativo a copertura degli oneri straordinari per l'allestimento delle nuove aree nelle località di Duna Verde e Porto Santa Margherita. Aggio fisso straordinario quantificato dall'azienda in 70.476,62 euro, tenuto conto dei benefici per l'ente derivanti dall'estensione delle due zone. 2. Per i parcheggi riservati e custoditi ripristinare l'aggio dell'80% degli incassi al netto dell'IVA a favore dell'azienda, già stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 24/3/2022, considerata l'incidenza del costo del personale addetto alla custodia e guardiania e tenuto conto delle condizioni economiche previste dai previgenti contratti e dell'offerta economica proposta dall'azienda con nota protocollata numero 98882 del 16/3/2022, corresponsione a favore dell'amministrazione comunale del 20% degli incassi. 3. Per il servizio di rilascio dei nuovi abbonamenti di parcheggi multipiano, tropici e di ricezione autogiornaliera e notturna per il periodo estivo, riconoscere all'azienda speciale Domoschetta il 20% degli incassi del parcheggio, con l'esclusione dei contratti di locazione stipulati dall'estinta società Caorle Patrimonio, a tutt'oggi gestiti direttamente dal Comune. 4. Per la gestione del parcheggio Baffile, confermare un aggio a favore dell'azienda speciale Domoschetta pari al 20% degli incassi, dedotto dai costi sostenuti dal Comune per l'appalto alla ditta Cityware al netto di IVA. Punto 5. Per la gestione del parcheggio Municipio non riconoscere alcun agio all'azienda speciale Domoschetta, considerato che il parcheggio è stato gestito direttamente dal Comune, senza alcun apporto da parte dell'azienda. Di stabilire inoltre che la prosecuzione dell'affidamento del servizio complessivo di gestione dei parcheggi venga ulteriormente rivisto per il 2024, sulla base di un'offerta progettuale dell'azienda da formulare secondo i seguenti principi. Punto 1. Assegnazione all'azienda speciale Domoschetta del servizio di gestione ordinaria, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria. Punto 2. Assegnazione altresì della responsabilità di attuare in autonomia gli interventi di manutenzione straordinaria entro un limite di importo prestabilito per singolo intervento. Punto 3. Elaborazione da parte delle aziende di proposte di miglioramento del servizio dell'utenza e al miglioramento dell'efficienza. Punto 4. Sviluppo in collaborazione con il coordinamento con il Comune di progetti di investimento i cui oneri progettuali di esecuzione dovranno essere preventivamente autorizzati e posti a carico direttamente al bilancio comunale. Grazie. Prego. Ci sono interventi su questo punto? Prego, Capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, un pochino si era accennato anche in Commissione. Mi chiedevo se non poteva essere questa l'occasione anche per mettere mano ad un problema che insomma, si è manifestato in maniera abbastanza importante da parte degli albergatori, che è quello della richiesta dei posti auto. L'assessore ha dato qualche spiegazione dicendo che l'amministrazione appunto sa che esiste il problema e che comunque insomma, qualche soluzione dovrà trovarsi o in termini infrastrutturali, quindi individuare nuove aree, o in termini di metodo, ma forse in termini di metodo poteva già essere questa, diciamo, l'occasione per cercare di trovare un criterio di rotazione in grado di soddisfare almeno in parte un po' le esigenze di tutti. Capiamo anche che questo, perché ce lo spiegava l'assessore in Commissione, è un problema che si è manifestato negli ultimi anni, cioè c'è un incremento di domanda
che sì, sta diventando come dire, importante, è diventata importante in questi ultimi anni. Però insomma forse poteva essere l'occasione per cercare di regolamentarizzare anche un attimino questo come problema. Che cosa ha impedito, diciamo, di cercare di dare una regola a questo problema? Tempi, presumo. Grazie. Prego, Assessore Berardo. Sì, rispondo. Allora, abbiamo fatto delle considerazioni anche recentemente. L'aspetto strutturale, come dire, ha bisogno di un po' più tempo. Per quanto riguardano altre considerazioni, delle quali sono ben cosciente, stiamo valutando, ma adesso dovremo sentire anche l'azienda Domoschetta, se stabilire rispetto agli anni scorsi una percentuale per gli albergatori rispetto alle camere che hanno, in modo da far sì che tutti possano usufruire di una parte di parcheggi, perché ripeto, da un punto di vista strutturale dovremmo aver bisogno di un po' di più tempo per sistemare questa questione, che dico è recente, forse dall'anno scorso sostanzialmente, perché ci sono state richieste di 150 parcheggi in più rispetto a 2 anni fa, quando praticamente dei parcheggi, parlo ad esempio del parcheggio ai Tropici, dovevamo, come dire, ne avevamo di liberi a sufficienza, quindi stiamo valutando una serie di considerazioni sia a breve che anche a medio periodo, per cercare di soddisfare le esigenze specialmente degli albergatori e anche dei residenti soprattutto. Grazie. Ha chiesto la parola anche il capogruppo Marchesan, prego. Avevo fatto presente anche in commissione la possibilità s'era di spostare le chiusure dei parcheggi ai cittadini. Ecco. La volta scorsa mi è stato risposto che era una scelta politica. Io chiedo se, vista l'esperienza che è stata fatta quest'estate, e io abito proprio di fronte a un parcheggio, fino a metà, quasi metà giugno, il parcheggio era semivuoto. Cioè, posso capire le esigenze degli alberghi, di tutti quanti, per carità. Se fossero pieni, nessuna obiezione. Viviamo di turismo e quindi diamo la possibilità a tutti, sacrificandoci. Ma se il parcheggio è mezzo vuoto, perché non spostare un attimo la data di chiusura invece dal 1° aprile a maggio? Perché se è vuoto dobbiamo dare la possibilità ai cittadini che abitano attorno, perché lì è molto abitato, Torrione Sant'Andrea e tutto, e quindi vengono a parcheggiare lì. Se fosse occupato nessuna obiezione, ma se non è occupato magari ne viene occupato mezzo, e mezzo può essere dato in disponibilità ai cittadini. Grazie. Prego, Grazie Assessore consigliere, Berardo. rispondo. Allora, stiamo valutando anche questa situazione che è stata evidenziata in commissione. Certo diventa un attimo difficile differenziare all'interno di un parcheggio zone di un tipo rispetto a un altro per un determinato periodo. Comunque stiamo facendo delle considerazioni, le faremo insieme alla Domoschetta per vedere se eventualmente è possibile. Però una domanda che adesso mi faccio: dal primo maggio, come era precedentemente, quelle auto che prima parcheggiavano in quella zona, dove si sistemano? Ah, d'accordo, vabbè, comunque stiamo valutando anche questa situazione. Assessore, è un sacrificio, no? No, non è una questione di sacrificio, mi scusi se la interrompo, è un problema proprio, come dire, dividere il parcheggio per un periodo in un certo tempo rispetto ad un altro, però insomma adesso stiamo considerando la questione e magari speriamo di trovare una soluzione. Grazie. Se non c'è altro passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Prego, capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto di astensione. Okay. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Okay.
Passiamo al punto 5, convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Caorle e Istrana, rinnovo. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con la delibera di Consiglio Comunale numero 7 del 21 febbraio 2022 è stata approvata la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale fra i comuni di Istrana e il comune di Caorle, dove il comune di Caorle è anche ente capofila. Questa convenzione andrà a scadere il 31 dicembre 2023. Le amministrazioni comunali di Caorle e di Istrana hanno convenuto sull'opportunità di rinnovare la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria. Questo rinnovo non comporta aumenti di spesa e le percentuali di presenza oraria settimanale del segretario comunale rimane invariata e sono 24 ore a Caorle e 12 a Istrana. Il rinnovo avrà durata dal 1 di gennaio 2024 fino al 60° giorno successivo alla fine naturale del mandato del sindaco. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Prego, capogruppo Miollo. Ma sul punto noi vorremmo esprimere voto contrario perché vorremmo che l'ottima dottoressa rimanesse a tempo pieno sempre con noi, perché davvero fa un ottimo lavoro e ci congratuliamo per questo. Ma voteremo invece voto favorevole. Ottimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6, trasformazione di Livenza Tagliamento Acque SPA in società benefit. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Il CDA della Livenza Tagliamento Acque SPA, di cui il Comune di Caorle detiene l'1,171% del capitale sociale, con delibera del 5 settembre 2023 ha proposto di avviare un procedimento volto alla trasformazione della società in società benefit. Le società benefit sono quelle società che, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegnano a perseguire anche scopi di beneficio comune, atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. In pratica, all'obiettivo principale, il profitto, affiancano lo scopo di ottenere effetti positivi o di ridurre quelli negativi sugli stakeholder, persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. Gli adempimenti per la trasformazione a società benefit sono: modifica dell'oggetto sociale, si andrà ad aggiungere al fianco dello scopo lucrativo gli scopi di beneficio prescelti. Nomina del responsabile di impatto e relazione. L'organo amministrativo nomina il soggetto responsabile che annualmente redigerà una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e la valutazione dell'impatto generato. La relazione andrà depositata insieme al bilancio e pubblicata nel sito della società. Individuazione degli obiettivi da perseguire in relazione al beneficio comune specificato nello statuto. L'oggetto sociale della Livenza Tagliamento Acque verrà modificato specificando le seguenti finalità di beneficio comune. Destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio. Promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica. Favorire l'inclusione sociale agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato. Al fine di procedere alla modifica societaria, entro inizio dicembre si rende necessaria la delibera favorevole alla modifica dei 42 consigli comunali, soci della Livenza Tagliamento Acqua SPA. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto in oggetto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli?
Un attimo. No. All'unanimità. Passiamo alla votazione della immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 7. Variazione al documento unico di programmazione 2023-2025, sezione piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. La variazione di bilancio di oggi ammonta ad euro 4.543.246,63 per il 2023, ma va a modificare le previsioni anche per il 2024 e il 2025. Prevede l'utilizzo di avanzo per euro 850.500 e maggiori entrate rispetto al preventivato relativamente a IMU per euro 386.500, parcheggi a pagamento per euro 289.000, proventi da concessioni edilizie per euro 1.900.000, monetizzazione parcheggi per euro 150.000. Ammonta ad euro 1.700.000 l'entrata per l'accensione di un mutuo al fine del completamento del teatro del complesso Baffile. Inoltre si adeguano alle previsioni di minore incasso l'imposta di soggiorno per euro 500.000 e di proventi da servizi e concessioni cimiteriali per euro 198.000. Si segnala lo spostamento e la riprogrammazione del progetto 3CAP da investimento a spesa corrente, sono euro 84.725,20. Vi sono inoltre manovre compensative che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Euro 198.000 vengono stanziati per il maggior aggio riconosciuto al gestore del servizio dei parcheggi a pagamento. Euro 108.900 andranno a coprire le maggiori spese della gestione del verde, mentre euro 43.930 serviranno per spese di promozione turistica, sia per gli eventi natalizi che per aumentare le presenze fuori stagione. Si destinano euro 41.450 per il pagamento di interessi passivi su mutui a tasso variabile, mentre la spesa per il rimborso della quota capitale di mutui viene ridotta di euro 9.000. La riduzione della spesa per energia elettrica ed utenze ammonta ad euro 83.300. Si stanziano per l'acquisto di arredo urbano euro 31.000 ed euro 15.000 per la sostituzione di attrezzature sportive vetuste. Relativamente alle manutenzioni straordinarie vengono destinati euro 30.000 per il decoro della facciata esterna della biblioteca e per il ripristino delle bricole del bacino di alaggio, euro 99.500 per l'illuminazione pubblica, euro 200.000 per le manutenzioni strade ed euro 130.000 per il restauro di imbarcazione storica. Con avanzo di amministrazione si finanziano la sistemazione di Piazza De Gasperi per euro 300.000, la sistemazione di Piazza Libertà per euro 200.000, la sistemazione di Salita dei Fiori per euro 120.000 ed il tombinamento della cannelletta di Via Dalmazia per euro 300.000. La sistemazione del percorso pedonale lungo il canale dell'orologio, euro 400.000, verrà finanziata con oneri di urbanizzazione invece che con imposta di soggiorno. Ammonta ad euro 3.400.000 la spesa per il completamento infrastrutturale della componente teatro del complesso edilizio Baffile. Per il funzionamento del centro elettronico e per il rimborso di quote capitale per ammortamento di mutui per investimenti vengono stanziati rispettivamente euro 45.000 ed euro 114.000, sia nell'esercizio 2024 che 2025. Una specifica per il teatro. La realizzazione dell'opera ammonta ad euro 3.400.000 e sarà finanziata per metà con oneri di urbanizzazione e per metà mediante la cessione di un mutuo. Il mutuo verrà contratto con l'ICS, l'Istituto di Credito Sportivo, avrà durata pari a 10 anni e permetterà di ottenere un contributo pari alla quota interessi del finanziamento. Per questo nel 2024 e nel 2025 non si stanzia niente per gli interessi. Preciso che a pagina 4 del verbale, sull'elenco delle minori spese del 2023 del settore servizi alla persona, è stato scritto spesa ricorrenza quinquennale Madonna dell'Angelo, invece di festa della Madonna dell'Angelo, perché il capitolo era stato creato per il centenario della Madonna, non per la ricorrenza quinquennale. Ho finito, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Marchesan. E il Piazza Libertà, San Giorgio, 300.000, ma perché dai dito 300, vabbè insomma. Per Piazza De Gasperi.
Comunque doveva essere terminato per ottobre e quindi doveva già essere finanziato tutto. Come mai questa aggiunta di Vuoi rispondere tu? Risponde l'assessore Berardo. Sì, consigliere, purtroppo sono state fatte delle variazioni rispetto al progetto iniziale e stiamo attendendo ancora da parte del tecnico dell'impresa di presentare le variazioni che poi devono essere valutate in giunta. Lo abbiamo sollecitato tutti i giorni, speriamo che prima o poi le presenti, altrimenti finché non viene deliberato dalla giunta, ma in teoria nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la presentazione delle variazioni effettuate. Grazie. Volevo dopo altre 2 osservazioni. Piazza De Gasperi, ma a maggio non sono stati fatti i lavori in Piazza De Gasperi e questo con un avanzo di amministrazione, no? Quindi adesso altri soldi ancora? No, fermo. Io ho detto 300, in realtà del nuovo avanzo sono solo 100.000 euro, 200.000 euro erano i soldi che erano stati messi per sistemare Viale Santa Margherita da usare nel capitolo di Viale Santa Margherita e dopo per essere usati per Piazza De Gasperi, quindi sono stati spostati avanzo già messo nell'anno precedente. Quindi in realtà la variazione è di 100 per finire i lavori. Poi dall'aspetto tecnico risponde l'assessore Berardo. Io parlo da un punto di vista bilancio. Sufficiente così o... Sì, no, volevo un'ultima cosa. Se i parcheggi e linee blu di Porto Santa Margherita e Duna Verde, quali sono stati gli introiti? Perché non ho trovato questa particolarità. Perché alla fine è una voce unica. I previsti erano 160 e 160, però è una voce unica. Adesso non so se posso chiedere al dirigente se lui si ricorda. Diciamo che ci sono stati degli incrementi importanti ad Duna Verde e un po' meno a Porto Santa Margherita, però adesso le cifre corrette adesso io non le ho sotto mano. Forse, non so se il Presidente chiedo se possiamo chiedere... Se eventualmente il dirigente può venire a riferire le cifre, se le ricorda ovviamente. avete le cifre? Vabbè, Prego, sì, Prego. Ma lei può dire anche, era solo una curiosità mia. Sì, esatto. Sì, Era solo per dire che nella variazione effettivamente è difficile prevedere l'entrata dei singoli parcheggi. Complessivamente nel bilancio di previsione era stata prevista un'entrata complessiva di circa 300.000 euro. Oggi se noi guardiamo la variazione c'è i parcheggi a pagamento, la variazione prevede un'entrata maggiore di 290.000 euro, 289 complessivamente. Infatti io ho sentito esatto, questo. nel dettaglio poi Va bene, è difficile ricordarsi, credo non si ricordino gli assessori e anche il dirigente, certo. Non sono qui a pretendere assolutamente la cifra. Però è un dato che potremo fornirle in un momento successivo nella maniera più assoluta. Grazie. Se ci sono altri, prego. No, mi saltava un attimino all'occhio questi 130.000 euro che vengono impiegati per la manutenzione di un'imbarcazione storica. Ma di che si tratta? La Caorlina. Ah, la Caorlina. Risponde l'assessore Munerotto. Grazie, buonasera a tutti. La Caorlina, quella che viene usata per la processione della Madonna dell'Angelo, che a seguito di una verifica, quando è stata tirata su, ha bisogno di importanti investimenti di recupero, perché c'è una grave situazione dal punto di vista della struttura che potrebbe provocare anche la non possibilità di portarla più in Rio, insomma. Quindi dobbiamo per forza intervenire. È un intervento che viene spalmato in più anni, stiamo già intervenendo in maniera tale da renderla già fruibile, però questi interventi di tipo strutturale comportano una spesa molto importante, ma che serve per salvaguardare il nostro patrimonio culturale, storico più che altro. Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Io invece esprimo parere contrario. Prego, capogruppo Miollo. Noi esprimiamo parere di astensione. Passiamo alla votazione, voti favorevoli. Prego, sindaco.
Ecco, io credo che riprendo un po' il ragionamento che ho fatto l'altra volta in Consiglio Comunale, che al di là di alcune 2 o 3 voci che sono state esaminate, una variazione di circa 4.800.000 euro meriti forse un paio di riflessioni che sono, voglio dire, anche scritte nella stessa, ma che vanno evidenziate. La prima di tutte è quella che potrebbe balzare così all'attenzione, è quella del fatto che si provvede all'accensione di un mutuo per 1.700.000 euro. Perché lo si fa? Perché non sappiamo che cosa ci aspetta dal 1° di gennaio del 2024. Di conseguenza avevamo delle risorse che abbiamo tenuto accantonate, tenendo conto che possiamo beneficiare della concessione di questo mutuo da parte dell'Istituto del Credito Sportivo, e sembra che forse riusciamo ad ottenerlo, forse, perché non è ancora certo, a tasso zero. È evidente che vale la pena utilizzare questo tipo di opportunità. Nella peggiore delle ipotesi il tasso potrebbe essere naturalmente comunque molto contenuto rispetto alla situazione che oggi il mercato offre, rispetto alle condizioni della Cassa Deposito e Prestiti piuttosto che degli altri istituti bancari. Allora credo che questo tipo di investimento abbia il significato perché è la metà dell'investimento che noi andremo a fare per la realizzazione del teatro, esattamente. Noi oggi abbiamo approvato in giunta in linea tecnica il progetto poi che è stato aggiornato secondo un nuovo codice degli appalti, perché abbiamo anche queste procedure che ci rincorrono e che consentono naturalmente all'amministrazione di inserire nel DUP, perché questo viene fatto con questa variazione di bilancio, per cui ci sono delle voci che possono sembrare insignificanti e in parte anche lo sono, di compensazioni, di spostamenti di alcuni dati su alcuni capitoli, però quello che balza all'occhio in termini più importanti è questo. Ecco, viene chiamato tra virgolette impropriamente teatro, ma diventerà il punto di riferimento, il fulcro, assieme a quanto c'è già all'interno della Bafile, dal punto di vista culturale, ma non solo, anche turistico della città, perché sarà anche un importante centro congressuale, dando l'opportunità evidentemente alle strutture ricettive che oggi anche fanno questo tipo di richiesta di poter allungare la stagione, per cui servirà naturalmente ai cittadini di Caorle, ma servirà anche all'economia turistica della città. Poi, come è stato anche chiesto ed accennato, una serie di aggiornamenti rispetto ad alcune gare, ad alcuni lavori che sono in corsi, da una parte per l'aumento dei prezzi e dall'altra anche per una serie di variazioni che sono state chieste dall'amministrazione, ad esempio il progetto di San Giorgio di Livenza, di Piazza Libertà, ha previsto delle richieste, no? E quelle richieste sono state quantificate in un certo importo, che non sono altro alla fine che opere di completamento e di abbellimento, perché l'area d'ambito è stata naturalmente estesa rispetto a quella che originariamente era stata prevista. Non dimentichiamoci che questo progetto, come il progetto del lungomare di salita dei fiori, perché in questa variazione c'è anche il progetto di salita dei fiori, sono progetti che giacevano nei cassetti degli uffici comunali ancora dal 2012. Sì, ancora 2012, perché sono progetti che erano stati là, che hanno dormito per diversi anni e che sono stati ripresi e anche aggiornati nei contenuti e nei costi, perché è evidente che se pensiamo allo stesso teatro, è una struttura che è stata concepita 20 anni fa, che dal punto di vista della vulnerabilità sismica aveva evidentemente un certo grado, che dal punto di vista dell'efficientamento energetico un altro, e che di un fabbricato che era un contenitore realizzato 20 anni fa, oggi su quel contenitore dobbiamo applicare le norme attuali e lo sappiamo tutti benissimo che cosa vuol dire. Per cui la difficoltà da una parte è stata questa, dall'altra è stata quella non solo di rispolverare dei progetti che di cui la comunità sentiva la necessità. La stessa canaletta di via Dalmazia, insomma non dico che siamo quasi al doppio dei prezzi originariamente previsti, però per le prescrizioni fatte dal Consorzio di bonifica, per la tipologia di lavorazione e per quant'altro, ci inseriamo in tutto questo anche il cambio di finanziamento della pista ciclabile sul canale dell'Orologio
della quale è previsto il completo rifacimento. In questo caso si tratta invece di una forma di finanziamento diverso, perché passiamo dal fatto che in origine c'è una minore entrata, come ha spiegato bene l'assessore, perché lo ribadisco, l'assessore è sempre puntuale e preciso nella sua esposizione, nei dati per come sono stati ripresi, il passaggio di finanziamento di quell'opera da imposta di soggiorno, no, a avanzo di amministrazione, se non sbaglio, no, con oneri di urbanizzazione, che sono invece in questo caso ben di più, perché in questa variazione di bilancio si dice anche questo: si hanno meno entrate di imposta di soggiorno per circa 400-500 mila euro, si hanno maggiori entrate invece per quel che riguarda l'IMU, e per circa in questo caso quasi 400 mila euro, e si hanno maggiori entrate anche da oneri di urbanizzazione, perché ne avevamo previsti un certo importo. E anche su questo passaggio ci tengo a sottolineare, c'è un aspetto importante che molto spesso viene trascurato, e cioè che il Comune di Caorle aveva previsto a bilancio credo 2 milioni, qualcosa di più, di oneri di urbanizzazione, ne incasserà più di 1 milione in più, però di quella parte in fase di previsione del bilancio ne avevamo previsto il 50% nella parte ordinaria. E non so se avete memoria, ma lo ricordavo in questa sede, ci sono comuni della Riviera che gli oneri di urbanizzazione li usano totalmente nella parte ordinaria. Ecco, c'è questa differenza, perché vuol dire anche non destinare e non aprire all'edificazione smisurata per avere un sostegno, perché in qualche caso, no, se penso al comune di Jesolo, stiamo parlando di circa 5 milioni di euro destinati alla parte corrente. Per San Michele e Tagliamento questa situazione è leggermente diversa, per cui mi sembrava banale, perdonatemi se lo ribadisco ancora, pensare di, e ultimo e non ultimo, i 130.000 della Caorlina, di cui ha detto l'assessore, perché quello è un intervento strutturale. Diversamente, in maniera particolare, chi conosce, io non sono un esperto, ma siamo andati in cantiere a renderci conto direttamente assieme ai responsabili della Caorlina, perché nelle imbarcazioni di legno, quando si comincia, non si sa mai, si sa quando si comincia, ma non si sa mai quando si finisce, perché più si scava purtroppo e più si trova. E questa situazione per cui verrà messa in sicurezza, perché avremo nel 2025 la festa della Madonna, ma perché abbiamo anche una serie di manifestazioni e di appuntamenti. È un impegno che facciamo immediatamente, ma che verrà in termini poi di lavorazione fatto credo in 2 o 3 anni, perché non sarà neanche possibile farli completamente se non avremo l'imbarcazione a disposizione. Per cui ecco, mi sembrava doveroso riprendere queste questioni, perché se no così una variazione che era di 4 milioni e 800 mila euro circa, correvamo il rischio di banalizzarla rispetto invece a tutta una serie di interventi che sono necessari, importanti, e nel caso del teatro andava spiegato, anche strategici. Ci siamo riservati la possibilità di avere quel 1,7 milioni che oggi chiediamo di finanziamento da investire naturalmente nel futuro, perché non sappiamo, come ho detto prima, che cosa l'Europa imporrà all'Italia, che cosa il bilancio dello Stato, anche se le avvisaglie insomma non sono sicuramente delle migliori, per cui in maniera così prudente, ma soprattutto io la vedo un po' più che prudente e lungimirante, di dire abbiamo la possibilità eventualmente di mettere un po' di fieno in cascina, soprattutto in considerazione del fatto che se quel finanziamento, come speriamo, insomma, dovesse arrivare a tasso zero, è naturalmente anche un ottimo investimento sotto questo profilo, perché abbiamo una dilazione che ci consente di respirare e magari di destinare quelle opere che negli anni e quelle risorse che negli anni ci saranno evidentemente ad altri lavori. Grazie Presidente. Benissimo, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo. Già fatte? Scusatemi, mi sono persa. Votiamo allora. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato. Passiamo al punto 8,
Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 del decreto legislativo 267 18 agosto 2000. Cause davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, relative a una serie di procedimenti, di procedimenti tributari. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Ricordo che le sentenze esecutive sono tra i casi in cui la legge stabilisce che gli enti locali debbono provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e che le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado sono esecutive. Quindi si rende necessario oggi procedere a riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 1.547,64, a seguito delle sentenze numero 450, 452 e 453 del 6 ottobre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, la quale ha accolto i ricorsi presentati da 3 contribuenti e condannato la parte resistente, il Comune, a rifondere le spese di causa, il contributo unificato ed accessori come per legge. Il 30 dicembre 2022 l'ente emetteva 3 avvisi di liquidazione per accertamenti IMU per omesso versamento del tributo relativamente all'annualità 2017, a seguito di controllo fiscale da parte della Guardia di Finanza, sezione operativa navale di Caorle. Il controllo della Guardia di Finanza riguardava 3 contribuenti titolari di concessioni decennali aventi ad oggetto un'area del demanio idrico ad uso parcheggio personale, rilasciate il 23 giugno 2020 dalla Regione Veneto, Genno Civile di Venezia. I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, che li ha accolti per la non sussistenza della qualifica del soggetto passivo d'imposta relativamente all'annualità 2017, in quanto il rilascio della concessione è avvenuta nel 2020, e per la non rilevanza della regolarizzazione del canone demaniale per le annualità precedenti la concessione, poiché mera circostanza di fatto. Si dà atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio non equivale ad acquiescenza alla sentenza e alle pretese della controparte, ma è un provvedimento che viene adottato al solo fine di evitare gli oneri derivanti da un giudizio di ottemperanza, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, votiamo favorevolmente. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Benissimo. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. La seduta è chiusa e auguro a tutti una buona serata.